Gli Amici di Malù ha ospitato, come ormai di consueto, il raduno dei motociclisti pistoiesi. Questa è anche la sede del gruppo dei motociclisti che quindi ogni anno si ritrovano per fare un po' il consuntivo della stagione, per valutare quello che è stata la stagione appena conclusa e per mettere le basi con il tesseramento anche per la stagione che sta per cominciare. E andiamo a sentire un po' i numeri per quanto riguarda i motociclisti in questa stagione. Sono stati 35 i motociclisti impegnati in questa stagione. Sono stati percorsi più di 210.000 chilometri, 115 le gare in totale alle quali hanno presenziato. Un lavoro forse che rimane un po' nell'ombra, quello per quanto riguarda i motociclisti, ma che sono fondamentali per quanto riguarda la sicurezza delle gare, perché sono coloro che permettono che una gara si svolga nel miglior modo possibile. Era il 1984 quando il gruppo dei motociclisti di Pistoia è nato, scindendosi da una costola dell'OCIP che era già stata fondata 2 anni prima. A questo proposito quindi andiamo a sentire il presidente del gruppo motociclisti Pistoia Alessandro Lazzarini e anche il presidente dell'OCIP Alessandro Becherucci. Alessandro Lazzarini, presidente del gruppo motociclisti pistoiesi, la classica giornata che serve da consuntivo e per ricaricare anche le energie in vista della stagione ormai alle porte. Intanto, come è andato il 2015 per i motociclisti pistoiesi? Il 2015 direi è andato bene. Non voglio allargarmi più di tanto, potrei dire anche benissimo, ma comunque è andato bene perché abbiamo incrementato l'attività, è stata un'annata positiva sotto tutti i punti di vista. Unico neo il fatto che in certi momenti i calendari ci mettono in difficoltà perché ci troviamo a avere delle giornate dove ci sono anche 3, 4 e in qualche giorno anche 5 gare. E quindi i numeri, benché siano numeri alti come gruppo, ci mettono in difficoltà. Fortunatamente abbiamo un buon rapporto anche con gli altri gruppi che si cerca di aiutarsi a vicenda e cerchiamo di rispondere a tutti gli inviti che ci vengono fatti, però in certi momenti ci troviamo anche un po' in difficoltà. Però per il resto comunque la dobbiamo considerare un'annata più che positiva. Il fatto però che più volte siete in difficoltà per una serie di concomitanze vuol dire che state lavorando nel modo giusto, che il vostro lavoro riscuote successo e quindi state andando nella direzione giusta. Ma, valutando l'aumento continuo di richieste, certo ci fa pensare che si va nella direzione giusta. Certamente poi siamo in Toscana e si sa, è riconosciuto a livello nazionale che la Toscana da questo lato offre i migliori servizi. Il vostro forse non è poi un lavoro così reclamizzato, però è fondamentale perché tutto sommato voi fate in modo che insieme ad altre personalità tutto si svolga soprattutto nella sicurezza più completa per chi è sulle strade. Ma il nostro compito chiaramente è quello della sicurezza, noi cerchiamo di dare il massimo sotto questo aspetto, è un contributo fondamentale in tante manifestazioni ce lo danno anche le istituzioni, cioè quando troviamo nell'attraversamento dei paesi servizio da parte della polizia locale, delle varie vigili e carabinieri, certamente ci sentiamo molto più confortati e soprattutto anche quando ci sono servizi di polizia stradale noi insomma ci sentiamo molto più tutelati, anche noi stessi ultracorridori. Siete un gruppo piuttosto numeroso, le richieste però sono sempre in aumento, anche appunto le concomitanze come abbiamo detto poco fa. Chi volesse entrare a far parte del gruppo motociclisti pistoiesi cosa deve fare? Innanzitutto per poter fare questa attività ci vuole un'autorizzazione, quindi bisogna fare un corso prima di motostaffetta e poi eventualmente ad scorta tecnica. Quello di motostaffetta lo organizza la Federazione Ciclistica Italiana tramite la commissione di cui faccio anche parte. Quando si parla di scorta tecnica naturalmente c'è bisogno anche della partecipazione della polizia stradale. Poi al gruppo basta fare la domanda, basta avere una moto e quindi
siamo a posto, si può partire. Alessandro Beccherucci, presidente dell'OCIP, un'amicizia, quella tra l'OCIP e il gruppo motociclisti Pistoiesi, anche perché il gruppo motociclisti è un po' una costola dell'OCIP. Sì, è stata una creazione mia di Romano Giannoni nel 1982. È nata come società l'OCIP, società di supporto alle società che facevano attività a tutti i livelli, sia giovanile che anche professionistici, fra l'altro. Abbiamo avuto tante occasioni molto belle, poi a un certo punto chiaramente ognuno ha una strada, scusate, noi quella di organizzatori, loro di tutela delle sicurezze nelle corse. Ci ha unito molto, è stato un connubio molto bello per tanti anni, con una persona che io mi preme sempre ricordare, che è Ignazio Bianchi. Ignazio Bianchi è stato il fondatore del gruppo motociclisti Pistoiesi, grandissimo amico, è una persona che non mi scorderò mai, come non mi scorderò mai quello che riescono a fare questi ragazzi sulla strada, che è la tutela completa della sicurezza sia degli atleti di chi segue la manifestazione. La simbiosi comunque tra OCIP e motociclisti pistoiesi continua, perché l'OCIP organizza gare e quindi in un certo senso ha comunque bisogno dei motociclisti pistoiesi. Ma sicuramente della loro grande professionalità, anche se tu sai benissimo ci sono tanti altri gruppi ora che fanno questo tipo di attività, però loro è una punta d'orgoglio, sono consigliere anche regionale, vivo a Pistoia e avere una società così completa di intenti e di modi di lavorare è una grossa soddisfazione personale della federazione e di chi ama il ciclismo. Il gruppo motociclisti di Pistoia ha raggiunto un buon livello, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, infatti ha partecipato a varie gare, tra tutte ricordiamo quelle organizzate dalla RCS sia per le strade bianche che come scorta della carovana pubblicitaria al Giro d'Italia. E un gruppo come questo non può che essere un vanto per la Federazione Ciclistica Italiana. A questo proposito abbiamo sentito Giacomo Bacci, dopo di lui sentiremo un componente del gruppo motociclisti nonché vicepresidente provinciale del Comitato di Pistoia Domizio Spadi e poi anche Igli Zanerini per quanto riguarda l'Avis di Pistoia, un partner importantissimo per il gruppo motociclisti Pistoia. Giacomo Bacci, presidente del Comitato regionale toscano, il solito consuntivo per quanto riguarda il gruppo dei motociclisti pistoiesi, una delle eccellenze per quanto riguarda il Comitato toscano. Sì, è veramente un grazie a questo gruppo perché sicuramente fra i più importanti d'Italia, qui non siamo a fare della demagogia ma sicuramente a elogiare questo gruppo che in un certo qual modo da quando si è costituito è cresciuto notevolmente e sta dando una grandissima mano alla sicurezza delle nostre manifestazioni. Quindi io credo che sia doveroso da parte nostra essergli vicino e cercare in qualche modo di avere una stretta collaborazione perché sempre abbiano l'opportunità di regalarci questi momenti importanti. Non a caso, ricordava appunto Giacomo Bacci, l'eccellenza del gruppo motociclisti, non sono impegnati solo a livello regionale ma a livello nazionale anche in gare di un certo livello e gare comunque internazionali. Ma credo proprio di sì, che abbiano sempre spaziato in lungo e in largo dal regionale al nazionale all'internazionale, quindi questo vuol dire che c'è una certa professionalità, vuol dire che c'è una certa capacità per quello che riguarda la sicurezza e quindi io credo che abbiano il giusto merito di avere anche le grandi manifestazioni come stanno facendo. Domizio Spadi, consigliere del gruppo motociclisti pistoiesi, è uno di quelli che di polvere lungo la strada ne prende tanta. Sì, ora è venuta di moda le strade bianche, perciò di polvere è quella di polvere, ma te non intendi questa di polvere. La polvere credo sia l'impegno che noi mettiamo alle gare ciclistiche. Sicuramente siamo alla lotta continua con l'utente della strada, con un po' di rischio, con tante cose, perciò, ma comunque noi facciamo questo con la nostra passione, la nostra volontà e la nostra determinazione per fare sempre meglio. Il vostro è un lavoro forse che rimane un po' nell'ombra perché non ci si rende conto quanto è fondamentale e anche pericoloso il vostro lavoro. Voi fate in modo che la sicurezza all'interno di una gara possa essere il più possibile il minor problema per chi va lì a combattere per conquistare una vittoria, però c'è bisogno un po' di educazione per quanto riguarda il cittadino medio. La sicurezza che facciamo agli altri diventa il rischio nostro, perché noi per fare sicurezza agli altri dobbiamo mettere un po' a repentaglio la nostra guida motociclistica, perciò l'utente della strada purtroppo non è informato a tutto questo e qui ci vorrebbe da parte degli enti superiori, la Federazione Ciclistica Nazionale, anche il Ministero che potesse incastrare
quelle cose che l'utente della strada serve, che è un'informazione. E questo manca, solamente questo manca. Poi se si riesce ad arrivare a questo sicuramente siamo a un buon livello. Purtroppo, per fortuna, il nostro pubblico è soprattutto gente che è abituata a seguire le gare ciclistiche, quindi è abbastanza inutile che noi andiamo a ricordare quelli che sono i comportamenti più adatti da tenere, però così anche un po' a livello statistico. Qual è quel comportamento che Domizio Spadi contra più facilmente lungo l'estate? Qual è quella cosa che viene meno recepita? Ma io come responsabile anche della scorta, che a volte mi trovo a fare, più delle volte mi trovo a fare, trovo la difficoltà da parte dell'utente della strada da tutte le parti, cioè far star fermo un automobilista per 2 minuti, perché la gara transita in 2 minuti, 3 minuti massimo, è il grosso problema. La difficoltà è quella di avere un territorio, purtroppo da parte nostra, molto ma molto complicato. Ci sono dei territori anche in Toscana, tipo Siena, Val d'Elsa, la Val d'Orcia, quella zona lì che è tranquilla, non c'è traffico, perciò lì andiamo a nozze anche con le Gran Fondo, che si parte 2.000-3.000 persone. Qui fare una gara di esordienti allievi, dove vai a fare Montecatini Alto, dove vai a fare percorsi, scendere Monsummana, Montecatini, attraversamento dell'ingresso dell'autostrada, diventa terrorizzante sicuramente. Non sto a parlare di una Firenze-Viareggio, dove partiamo da Firenze e attraversiamo tutta la Fiorentina con le stradine che entrano, le rotonde, salita, discesa, curva, bagnato. Beh, questo purtroppo è la nota dolente. L'unica fortuna è che noi mettiamo a disposizione il nostro rischio lo mettiamo a disposizione per gli altri, perciò è l'unico vantaggio di avere passione, volontà e determinazione per fare sempre meglio. Il vostro gruppo nel 2015 ha contato 35 componenti, qualcuno in più farebbe comodo. Questo è un appello che andrebbe fatto, cioè noi ogni anno che passa se ne perde qualcuno, perché a 70 anni dobbiamo purtroppo smettere di fare il servizio di scorta tecnica, anche se non sarebbe giusto, però a 70 anni riteniamo che a un certo punto uno debba smettere. Il problema è che non si trova il ricambio con tanta facilità, o trovi il bravo motociclista che magari non ha passione al ciclismo e che non si avvicina al ciclismo. Questa è la nota dolente. Qui ci vorrebbe un vero appello di poter capire quali sono le persone che si potrebbero avvicinare al nostro gruppo, e se vengano, ben vengano. Ora noi tutti gli anni si rinnova un po', persone che vengano da altri gruppi perché magari non si trovano bene, perché magari hanno necessità di ridurre, perché se no magari non fanno gare. Con noi c'è la possibilità di spaziare su tutte le tipologie di gare, che sono dal professionista all'amatore, all'esordiente, all'allievo. Cioè noi, chi si avvicina a noi sicuramente, se piace il ciclismo, si diverte non solo a fare il servizio di scorta, ma si diverte anche a partire tutti insieme, fermarsi a fare una bevuta, mangiare, prendersi un po' in giro, perché noi facciamo anche questo. Igli Zannerini, presidente dell'Avis di Pistoia, uno dei partner del gruppo motociclisti pistoiesi. Il vostro nome, volente o nolente, va in giro praticamente per tutta Italia. Sì, 1.400.000 persone, e grazie appunto ai motociclisti pistoiesi riusciamo a farci vedere, perché poi è la promozione che riesce a muovere Ignazio Bianchi, il vecchio presidente che ci ha lasciato, e mi chiamò un giorno per collaborare, per fare in modo e maniera che questa cosa si riuscisse a veicolare a Pistoia, ma in Toscana, perché loro giustamente girano in tutta la Toscana, e noi si accolse la cosa di buon grado e siamo veramente onorati di questa collaborazione. Non è mai abbastanza il sangue? Purtroppo non è mai abbastanza, e guarda caso proprio stamani vengo dal trasfusionale, c'è stato un incidente e siamo dovuti correre a cercare di riempire le scorte che altrimenti sarebbero mancate. Sì, che questo appello che faccio è quello che tutte le persone sane da 18 a 60 anni possono iniziare a donare. È un bel gesto, è veramente un bel gesto, pertanto fatelo perché può veramente salvare una vita. Il gruppo motociclisti Pistoia ha anche un occhio di riguardo per quello che riguarda il futuro. A questo proposito sentiamo Egiziano Villani che si fa portatore di un'iniziativa molto importante rivolta soprattutto ai ciclisti più giovani. Con Egiziano Villani, altro consigliere del gruppo motociclisti pistoiesi, vogliamo parlare di un'iniziativa piuttosto lungimirante per quanto riguarda il gruppo di coloro che fanno le staffette, rivolta però a chi fa ciclismo fin dalle categorie giovanili, soprattutto giovanissimi ed esordienti. Chiediamo un po' a Egiziano quello che bolle in pentola.
Allora, noi quest'anno come gruppo Motociclisti Pistoiesi abbiamo elaborato un progetto in accordo col Comitato Provinciale della Federazione, nello specifico Talini Luciano, il Presidente, per portare la conoscenza delle norme e delle regole nel ciclismo ai bambini che saranno prossimi atleti. Vorremmo partire dalle società che fanno settore giovanissimi e esordienti, andare presso di loro con 1, 2, 3 motociclisti nostri, in divisa regolare prevista dalle normative, insegnare loro le segnalazioni di pericolo che riceveranno durante le gare, insegnare loro il comportamento vero e reale sulla strada, sia in gara che in allenamento, che è fondamentale. Fargli capire il perché devono rispettare certe segnalazioni, certe imposizioni, il perché devono far passare le moto, cioè fare tutto una scuola, fargli delle lezioni mirate alla sicurezza in gara. E comunque i vertici federali si sono dimostrati più che soddisfatti di questa iniziativa. Possiamo dire che il Comitato Provinciale è sposata in pieno da Luciano Talini, ma è stata sposata in pieno anche dal Comitato Regionale Toscano. Il Presidente Giacomo Bacci ha dato la piena disponibilità a un eventuale allargamento regionale, anche se capiamo bene che non in tutte le province potremmo trovare dei gruppi che sono portati, non per capacità, ma proprio perché non è facile insegnare a bambini, che siano portati a fare questo insegnamento. Comunque noi come gruppo Motociclisti Pistoiesi siamo disponibili a muoversi anche a livello regionale se ce ne fosse bisogno. Lancio là una mezza provocazione, sarebbe magari anche un po' più auspicabile o comunque auspicabile che qualcuno di voi possa andare là dove si fa scuola guida, proprio nelle autoscuole, per insegnare a coloro che devono prendere la patente o che sono a rinnovarla per qualsiasi motivo un po' il comportamento di massima, non sapere chissà cosa, ma che magari bisogna fermarsi con l'inizio corsa e ripartire con il fine corsa. Potrebbe essere anche quella un'idea. Un'idea sarebbe bellissima. Noi, che altro l'ha fatto il comitato regionale, la commissione specifica, la commissione sicurezza, ha fatto un accordo con l'ACI a livello regionale per coinvolgere tutte le autoscuole dell'ACI a far capire meglio l'articolo 9 del codice della strada e il comportamento quando viene incontrata una gara ciclistica. Andare noi la vedo dura. Perché? Perché non si vuole andare a scavalcare dei compiti istituzionali che sono proprio degli organi di polizia, sia polizia stradale e municipale e quant'altro. Ecco perché siamo un po' restii. Si sta muovendo qualcosa, qualche gruppo di società giovanili, parliamo magari del Comitato Pistoiese, si è già dimostrato sensibile a questa iniziativa? Allora, in primis abbiamo la Mille Luci, che voi perché di qui, Casalguidi, Pistoia, siamo vicini, voi per i rapporti che ci sono personali, hanno belle dato la disponibilità e lo faremo sicuramente a breve nella loro sede. Le altre società onestamente si sono dichiarate interessate e sicuramente ci contatteranno. I contatti sono i classici del gruppo, che tutte le società conoscano, sia sulle mail del gruppo, sia Domizio Spadi, che poi è quello che fa e che organizza i servizi, sia il mio, che o bene o male un po' tutti siamo i contatti che tutti conoscono a livello regionale. Un'organizzazione di questo tipo, essendo un vanto a livello regionale e nazionale, non può che essere un fiore all'occhiello anche per quanto riguarda il comitato provinciale. Infatti non poteva mancare il presidente del comitato provinciale pistoiese Luciano Talini, che tra poco sentiremo. Insieme a lui abbiamo sentito anche Mario Mecacci, che è il rappresentante dei direttori di corsa per quanto riguarda la regione toscana. Ricordiamo che i direttori di corsa si trovano per forza a fare il loro lavoro insieme ai motociclisti pistoiesi e non solo ovviamente, quindi andiamo a sentire anche il loro punto di vista. Questi sono gli ultimi interventi che abbiamo raccolto nel corso della giornata, quindi noi vi salutiamo con queste interviste e auguriamo buon lavoro per tutto il 2016 al gruppo Motociclisti Pistoia.
Luciano Talini, presidente del comitato provinciale pistoiese, ad 8 giorni dalla festa del comitato pistoiese, oggi siamo a ricordare, a festeggiare un'altra eccellenza per quanto riguarda la provincia, i motociclisti pistoiesi. Sì, questa è una delle società, credo dovrebbe essere al primo posto, non solo a campo provinciale ma anche regionale e nazionale anche. È un gruppo nato, mi sembra nell'82 questo gruppo, o prima, non mi ricordo bene, comunque nell'82 con l'OCIP, poi ci fu la scissione e oggi sono all'avanguardia per la sicurezza nelle gare ciclistiche, all'avanguardia a livello nazionale. Sono un gruppo veramente che va in sintonia con noi perché hanno sempre proposto delle iniziative valide, iniziative per consigliare, per istruire in qualche modo i bambini che poi diventeranno adulti nelle gare, come ci si comporta nelle gare, come ci si deve comportare quando si incontrano le scorte tecniche che gli danno varie indicazioni, sia come si riconosce una bandierina messa in un modo o in un altro, come ci si comporta quando in determinati casi di una gara che succede qualcosa di anomalo, e poi è un gruppo omogeneo, un gruppo che veramente ci fa piacere averlo e che è indispensabile per le nostre manifestazioni sulle strade, che oggigiorno è molto difficile viaggiarci. Mario Mecacci, coordinatore dei direttori di corsa e responsabile anche della sicurezza per quanto riguarda la regione Toscana. Il tuo, quello di direttore di corsa, ma anche di quelli che coordini, è a stretto contatto con i motociclisti pistoiesi, una simbiosi vera e propria la vostra. Sì, in pratica sì, noi siamo tutti i giorni, sia personalmente che indirettamente, con gli altri direttori di corsa, sempre a contatto con i motociclisti pistoiesi, come con tutti gli altri gruppi, insomma, ecco. Il motociclista, la staffetta è un po' come dire un prolungamento del direttore di corsa, perché il direttore di corsa sta in macchina, sono un po' gli occhi che a volte dove non arriva il direttore di corsa può arrivare le staffette, in questo caso le staffette pistoiesi, quando ci sono loro si va sul sicuro. Ora io non è che non posso e non voglio esprimere meriti più di un gruppo o di un altro. Fortunatamente mi trovo abbastanza bene con tutti i gruppi, però come hai detto te, io uso sempre questo termine che lo abbino un po' all'inizio gara e a fine gara. I motociclisti infatti sono più o meno la stessa cosa, sono il periscopio e lo specchietto retrovisore del direttore di corsa, che senza di essi non sarebbe possibile fare tante cose, ecco. Pregevole però l'iniziativa di cui si sono fatti promotori, abbiamo parlato con Egiziano Villani, di provare almeno a istruire i più giovani per capire, quando poi arriveranno a correre su strada vera e propria, i vari segnali che si troveranno davanti. Giustamente, e questa è una lodevole iniziativa, io ne avevo parlato personalmente io anche con altri motociclisti, anche con il responsabile dei giovanissimi, il signor Fontini se non sbaglio perché non è da tanto è entrato, arrivare perlomeno nella categoria G6 in certi percorsi dove lo permette, le strade un po' più ampie, di mettere degli ostacoli artificiali e fare le segnalazioni che si trovano durante una gara su strada, in modo che abituarli, quando andranno esordienti ed allievi, ad avere già incamerato queste nozioni, insomma, ecco, sempre tutto nell'ambito della sicurezza.